come ogni tanto succede quando fa qualcosa di importante, e non sapevo come va a cominciare sul terzo album. Mi sono trovato un poco bloccato, a già di carità, perché mi ero messo in capo di fare Lana Del Rey, e va a fare la vita vissuta. E allora cominciavo. Allora ho già fatto un riassunto dell'ultimo 2 anni della vita mia. Ho già preparato un bello spliff. Mi sono messo innanzi il foto del telefono e ho già cominciato a scrivere. Novembre 2022 e voglio cantare canzoni per far chiagnare la gente. Quando ti succede a te, una volta ti senti proprio cazzo. E mi sono ritrovato qua giù in una maniera, mamma, non me l'aspettavo proprio. Non capivo più niente, stavo in terra, io. Avevo un coppia di storie, che capello nuovo, è chiaro, e non capivo niente. E voglio fumare, fai festini, io basic, cerco non ci pensare. E esci con questi, esci con quelle, ti fai viaggio Messico in Argentina, che frate tuo, io con l'ever che sta fornendo quando stai andando verso sud. E meno male che incontrai a Natalia che tenevo qualcosa a fumare, se no pure facevo 48, e la notte al calafate tutta la picciata tutta cosa. Oramai era 2023, non mai stavo a terra, stavo proprio a stronzo, stavo a te depresso e rispondevo pure male. E quindi Cina e a meglio compagna mia, a roba una sfuriata du cazzo la mia, mi ricettere. Guagliù, tu stai a piezza, ma proprio malamente a piezza, e stai fumando troppo assai, e per con corona. E guagliù, ci ha già pensato? Ha già visto a corona? E a poco, i male pensieri se ne stava niente, se ne stava niente, se ne stava niente, se ne stava niente. Maggio 2023, una palava in giù, 2 scudetti, una botte di serotonina che la sentito pure nonno mio, che tengo ancora. E ci ho passato un po' di tempo con i compagni miei, che famiglia mia, con frate, che gente che mi va bene, e poi sono chiuso in tour, e ho pariato come un cesso che vuoi. Ho fatto piazza e plebiscito, sono tornato a faticare col profilo, eppure ho pariato accesso. E voglio a poco, che la cosa inta, che lo vuoto, che la montagna rulone, non ci pensavo manco più. Non ci pensavo più, però sto fatto il levro non lo controllavo più. Non è che prima controllavo e non è che controllo proprio buono mo. Però mo ci provo. Ogni tanto me ne va una parte a pensare un poco e sta fa una pausa. Però voglio mo sono tornato. Ho già cominciato a scrivere un'altra volta. Sto con corona. Sto innamorato. Speriamo che è tutto a posto. E forse quello che voglio dire è che qualunque cosa succeda, mo a meno fatte corazzone. Per te può essere una massa fatica che è stronza, per te può essere una persona di casa, per te può essere la famiglia, per te può essere la capo. Ma ricordati solo una cosa, che non stai mai solo tu, che non stai mai solo tu.